Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Vediamo un po' se ci raggiungono un numero interessante di amicizie e soprattutto di domande delle amicizie che seguono il canale, così mi possa rendere utile per darvi una risposta, come dicevo appunto durante la diretta gratuita, quindi una risposta gratuita a una domanda mirata. Mi raccomando, quello che chiedo sempre alle persone che partecipano alla diretta è mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, scegliere una domanda, quindi una domanda formulata in modo chiaro, che dia qualche dettaglio rispetto alla condizione, alla situazione di partenza attinente alla domanda, e qualora dovesse riguardare anche il vostro rapporto con un'altra persona o qualcosa che è in ballo e che comunque riguarda anche un'altra persona, ho necessità anche della scia energetica della persona, quindi con il suo nome e la sua data di nascita. Non mi interessa lei, lui, pesci, ariete, queste cose non sono scie energetiche pertinenti, sicuramente fanno spettacolo e avanspettacolo, ma non sono cose serie, quindi ho necessità, cari amici, che siate precisi, così che anche io lo possa essere nella mia risposta alla vostra domanda. Bene, detto questo, vi ricordo che trasmetto contemporaneamente da 3 canali, quindi mi vedrete probabilmente dal gruppo Facebook al quale invito tutti gli amici che seguono già il canale YouTube ad iscriversi, viceversa tutti gli amici del gruppo Facebook, se lo desiderano, hanno l'opportunità di iscriversi al mio canale YouTube e soprattutto di trovare nell'archivio, nelle playlist, tantissimo materiale che nel corso di questi 5 anni ho caricato, mettendolo così a disposizione di tutti, quindi troverete anni di dirette, ma non solo, anche moltissimi contenuti di esoterismo, a partire dall'astrologia nella chiave del 500, che è un'astrologia poco diffusa, ma è estremamente affascinante e interessante, soprattutto per la possibilità che offre questa chiave astrologica di prevedere le ripetizioni, il tipo di ciclicità che tendiamo a vivere e anche sulla base di quali esperienze attraverso lo studio delle costellazioni attraversate dalla Luna. Quindi se avete voglia di scoprirne di più sulla vostra vita, sulla vostra personalità, sul vostro destino, sappiate che eseguo quindi elaborati e studi personalizzati su questa che è una chiave astrologica poco diffusa, quindi poco nota, ma estremamente bella, quindi è affascinante, soprattutto per chi vuole correggersi, controllare un pochettino quali sono gli effetti avversi di alcune costellazioni, prevederle anche rispetto al conteggio degli anni e dei cicli, quindi si entra anche nel dettaglio di quelle che sono le previsioni anche di età in cui possono verificarsi degli eventi. Comunque tutto questo troverete qualche assaggio appunto riguardo questa astrologia all'interno del mio canale YouTube, nella sezione, nelle playlist, nella sezione legata all'astrologia antica, quindi andate e studiate, guardate che cosa ho divulgato riguardo questa materia bellissima, estremamente affascinante, ma non solo, trovate veramente tantissime condivisioni, quindi avanti, fatevi sotto, siete ovviamente benvenuti anche e soprattutto durante le dirette. Vi ricordo appunto che in questo spazio rispondo a una serie di domande che seleziono per cominciare tra le persone nuove, perché amo dare la possibilità a tutti di avere una risposta gratuita a una domanda che vi sta a cuore e in seconda battuta, ma quindi questo non significa che chi ha ricevuto una volta una risposta non la riceverà mai più, tranne che diciamo così, l'etichetta, il bon ton di questo canale riguarda, diciamo così, la democrazia, è aperto a tutti e tutti hanno diritto ad avere una risposta. Quindi siete tutti caldamente benvenuti e soprattutto invitati a porgere la vostra domanda. Vi ricordo, perché tanti si stanno collegando nel frattempo, repetita Juvent, nome, data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro, date anche delle indicazioni che spiegano e circostanziano la situazione che state vivendo. Se la domanda riguarda e coinvolge, quindi questa situazione è coinvolta anche un'altra persona, dovete mettermi anche la data di nascita e il nome di questa persona.
Le scie energetiche sono fondamentali per tanti motivi. Il primo è che siamo durante una diretta, quindi siamo collegate più persone contemporaneamente e spesso ho spiegato come il tempo e l'illusione del tempo sia assolutamente veramente un fattore aleatorio, perché in questo momento, anche se oggi, adesso, ore 19.06, siamo 12 persone, questo è quello che dà il conteggio delle persone online, 13 con la sottoscritta, ma la realtà è che in questo momento, in questa diretta, siamo presenti tutte le persone che vedranno la diretta anche in un tempo non in questo momento, quindi non contemporaneo, ma è come se la loro scia energetica fosse già collegata a questo momento. Quindi, a scanso di equivoci e per evitare di catturare un omonimo o una persona che in realtà non c'entra assolutamente nulla, è importante circostanziare argomento, domanda e scie energetiche. Ok? Ovviamente aspetto tutti anche nei consulti privati, quindi fatevi avanti se avete necessità di un tempo maggiore o comunque di più risposte, eccetera. Il colloquio generalmente dura mezz'ora, quindi abbiamo tempo di vedere più cose o di vedere la stessa cosa, magari se l'argomento è complicato, da più prospettive per avere un quadro veramente completo. Tra l'altro, durante i colloqui privati integro anche i transiti astrologici, il tema natale, quindi si vanno a vedere anche compreso le rivoluzioni solari, quindi si vanno a vedere tutta una serie di cose integrate proprio per avere un quadro molto preciso della situazione. Bene, detto questo, vedo che ci sono già delle domande, mi raccomando, altra raccomandazione, le scie energetiche in prima battuta, e secondo, se formulate la domanda, restate in attesa di essere chiamati, perché appena viene chiamato il vostro nome, vi chiedo di scrivermi che ci siete, che siete presenti, perché se manca questa risposta o non arriva per via delle, diciamo così, delle connessioni entro breve, passo a un'altra domanda, perché è inutile che stiamo a perdere tempo. Se vi fa piacere, se veramente ci tenete ad avere una risposta, ovviamente in cambio sostenete partecipando alla diretta. Bene. Allora, cominciamo, vediamo un pochino. Intanto saluto, buonasera Massimo, buonasera Tina, buonasera Luisa, buonasera Rea, buonasera Milena, Antonella, Federico e buonasera Paola, buonasera anche Stefania, Cetti, benvenuti, benvenuti tutti, buonasera anche quelli che ancora non hanno salutato o che per timidezza non saluteranno, ma sento e partecipo e vi ringrazio per essere qui con me. E dunque, vediamo un pochettino. Luisa, Luisa, dimmi se ci sei. Luisa, in questo momento ho la tua domanda sotto gli occhi, vediamo un pochino se sei presente, fammi sapere così procedo a risponderti, altrimenti passerò a un'altra domanda. Luisa. Luisa c'è, eccola, benissimo. Allora, ciao, sono Luisa, nata il 10 maggio 77, volevo sapere se mi contatterà Lorenzo, nato il 16 gennaio del 90. Vediamo un po'. Lorenzo, se contatterà Luisa. Vediamo un pochettino. Ma sicuramente c'è un'aspettativa e c'è comunque anche la possibilità che in ballo o vengano fuori comunque momenti di corteggiamento o semplicemente la prospettiva di qualche tempo di svago o di piacere. Vediamo un po'. Ma allora sì, di contattarti ti contatterà e non penso che dovrai attendere più moltissimo. Sebbene ti posso dire che vedo vicino a lui un'altra persona, una persona molto più giovane, con cui evidentemente ha in corso un qualcosa,
Però, nonostante questo, la carta del messaggero ci dà l'idea che comunque presto è nella linea presente, quindi presto dovrebbe arrivarti un contatto da parte di lui e forse addirittura la possibilità, ecco, che vi vediate anche di persona. Però ti posso dire una cosa, Luisa, a parte che non so, non hai specificato se questa aspettativa che hai o questi incontri o questo contatto che lui dovrebbe prendere con te ha uno sviluppo o comunque riguarda la sfera sentimentale. Tuttavia, nonostante ci sia, non so se mi si vede, sì, perché per un attimo ho avuto un momento, di deconnessione. Mh. Comunque va bene, se stavo dicendo, io non so appunto, quale sia la natura di questa relazione. In ogni caso sembra, comunque qualcosa di affettivo, però sappi che non devi assolutamente fidarti di questa persona. Ci sono troppe carte che mi lasciano intendere che, sia un interesse molto fine a se stesso e soprattutto molto fine a un qualcosa che riguarda lui, una sua forma di narcisismo. In ogni caso non è libero o comunque non lo vedo sincero, ecco, non è sincero, fai attenzione. Quale che sia il motivo per cui aspetti che lui si metta in contatto con te. Ecco, sono tornata. Ho avuto un calo di connessione, ho dovuto fare un pochettino un bridge dal telefono, quindi dovrei esserci di nuovo, spero non vi siete arresi, okay? Vado avanti con la prossima domanda. Comunque, Luisa, sono arrivata a darti la risposta, spero che tu abbia potuto sentirla tutta. Bene, allora andiamo avanti, vediamo la prossima domanda e, vediamo un pochettino a chi possiamo rispondere. Ma allora Milena, vediamo un pochino. Milena, ci sei? Mi raccomando, ragazze, ragazzi, amici del canale, appena sentite il vostro nome datemi subito una conferma della vostra presenza, va bene? Così che io possa, procedere immediatamente con la risposta. Sì, 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 okay. Milena ha scritto tutta una serie di sì, 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 sì. Allora, ciao Milena, 29 ottobre '81, puoi vedere se la graduatoria del Comune di Livorno vengono chiuse o durano ancora 1 anno. Sono in graduatoria e sono 752esima. Okay, okay, benissimo. Allora vediamo un pochettino. Ah, 71, va bene, okay, c'è la rettifica, va bene. 29 ottobre 71. Vediamo per le graduatorie. Allora, Milena, vediamo per le tue graduatorie, del comune di Livorno, vediamo un pochettino come va la situazione. Forse quella graduatoria lì ti farà veramente un po' penare, vediamo un po'. Al taglio c'è preoccupazione. Ma ascolta, al momento ci sono delle ottime chance, probabilmente è un momento di infornate o di chiamate perché si vede
un qualcosa di molto positivo. È chiaro che dalla posizione della tua graduatoria dalla tua posizione della graduatoria, probabilmente vedi, non ce la fanno a chiamarti, ma questo non significa che, allora verrà sospesa la ricerca. Ci saranno probabilmente più infornate, solo che in questo momento dove sembra che qualcosa si stia muovendo, viene meno la comunicazione per te, quindi non sembra che tu venga chiamata, ma eppure la cosa resta in ballo e quindi non è del tutto conclusa. C'è infatti, vabbè, ci sono sicuramente dei momenti in cui magari è quello che verrà detto, certe indiscrezioni che potranno far pensare che potrebbe cambiare qualcosa oppure che qualcosa vada un po' ad impicciarsi. Invece c'è ancora attesa, quindi anche in futuro vedi, a sorpresa ci saranno ancora delle convocazioni. Quindi secondo me non è conclusa, durerà, non so dirti se un annetto, ma sicuramente per la durata di questa lettura è ancora tutto in ballo. Anzi, ti ripeto che c'è un effetto sorpresa, quindi secondo me magari se non è un anno, ma svariati mesi è ancora tutto aperto. Ok? Andiamo alla prossima domanda. Quindi vediamo un pochino chi c'è. Vediamo un po'. Prego Milena. Allora, vediamo un pochettino a chi posso rispondere o comunque chi compare in questo momento. Ma allora, Rea, se c'è Rea, risponderei a Rea, che mi pare che sia un nome che sento per la prima volta e mi farebbe proprio piacere che tu possa avere questa opportunità, ma non solo tu, vedo anche altri nomi nuovi e quindi sono molto contenta di questa opportunità che abbiamo. Benissimo, Rea, eccola qua, mi ha scritto che c'è, vediamo un pochettino. Thomas William, 16 novembre 72, e Rea, 27 marzo 76. Tornerà nella mia vita in qualche modo? Allora, vediamo per Rea se Thomas William torna. Allora, allora, probabilmente, le lacrime non mancano in questo taglio, e forse sono legate anche a una notizia che non ti è piaciuta o che ti ha fatto veramente male. Vediamo un po'. Rea, non lo so. Non sono carte che parlino di un ritorno imminente per quanto riguarda lo sviluppo di questa lettura che potrebbe estendersi per qualche mese. Non mi sembra, anzi, in questo momento lui è proprio fermo ed è in realtà preso a valutare altre cose. Tra l'altro, ogni tanto sicuramente ti tiene ancora d'occhio mentre ci pensa su, però ho la sensazione che ci sia qualcos'altro in ballo in questo momento. Io non so da quanto tempo sia successo, però nella linea del passato si vede che l'hai presa male la decisione di lui. C'è qualcosa che, vedi, una chiusura che hai subito e sicuramente anche il sospetto di tante cose nascoste che non erano chiare. Vedo che sei stata male. Comunque lui adesso, cioè, ci sono carte di sofferenza e non poca. Adesso la situazione è bloccata, in ogni caso lui è molto diffidente. Per quanto riguarda però, vedo che scriverà, ma non vedo un avvicinamento fisico come un ritorno, piuttosto non sembra, sai, una carta di questa sembra una carta che insomma la cosa sia un po' morta. E poi bisogna vedere un po'. Per ora non c'è un ritorno. Ci penserà, ma sarà molto confuso, ma più avanti e più avanti magari rielabora o ripensa questa cosa, ma al momento
Al momento non sembrano carte di un ritorno. Mi dispiace Rea. Devo dirti che, ci sono anche sospetti. Non so quale sia stato il motivo della vostra rottura, poi, sai, sembra segreti, cose nascoste e comunque sembra che ci siano anche gelosie per altre situazioni o altre situazioni in ballo che comunque creano tensioni. Ti scriverà, però non per tornare. Non per tornare, almeno non nell'immediato. E poi probabilmente si penserà a ridosso dell'estate di fare un qualcosa, ma pensa e ci ripensa e se lo rimangia, quindi non c'è al momento non c'è un sì, è più un no che un sì. Allora, andiamo avanti. Rea, ovviamente mi dispiace, però ti ho risposto in base a quello che ho visto dalle sibille. Allora, rispondiamo a un'altra domanda, vediamo un pochettino. Ovviamente, tutti benvenuti, questo sia chiaro. Ehm certo, ma infatti l'ho visto che già un po' e poi è fermo, è proprio bloccato in questo momento e mi sembra molto votato a, valutazioni di convenienza, come se stesse valutando se effettivamente, vale la pena o no. Quindi va bene, ogni tanto sapete lasciare andare è un gran è che ha un potere liberatorio incredibile. Allora vediamo un pochettino, grazie a te Rea, grazie per il riscontro. Allora, vediamo un pochettino di rispondere a un'altra domanda, vediamo un po'. Mi raccomando, vi dico sempre, se mettete la domanda abbiate buona, come dire, la cosa di aspettare anche un pochettino la risposta. Vediamo Paola. Paola, ci sei? Dammi conferma se ci sei. Paola che mi chiede per uno sblocco finanziario di Massimo, perché ho visto che ci sono forse 2 Paola. Allora, quindi la Paola che fa la domanda, eccola qua, sì, c'è per lo sblocco finanziario di Massimo, vediamo un pochettino. Per la trattativa con la ex moglie, Massimo, 21 marzo 68. Abbi fede, altra Paola, che chiamerò anche te. Allora, vediamo un pochino lo sblocco finanziario di Massimo per la trattativa con la ex moglie, Massimo 21 marzo 68, vediamo un pochettino quindi come va avanti la trattativa, insomma se si arriva a un dunque per Massimo e la ex moglie, ma non sono d'accordo sulle cifre a quanto pare, perché lei rilancia. Allora, ci vuole ancora pazienza Paola, perché lui era convinto di aver raggiunto un accordo in passato, invece lei ha cambiato di nuovo tutte le carte in tavola. Attualmente stanno valutando delle cose, probabilmente per i figli, adesso sai, la linea del presente menziona, no? Menziona delle cose o un piccolo, sembra un inizio di un accordo, cioè sembrerebbe che quasi quasi trovino, anche grazie probabilmente all'intervento di qualcuno, l'aiuto di qualcuno, anche fosse per fare ragionare, ma guarda, ti posso assicurare che l'accordo non si fa adesso. Cioè dopo vedi gelosia, ammalato, ladro, quindi comunque cominciano tutta una serie di sospetti, di accuse, di circostanze un po' che porteranno ancora rabbia. Questo povero Massimo non è, ce la sta mettendo tutta per finalmente concludere questa cosa, ma non è per colpa sua, da quello che si vede. Sicuramente lui avrà anche il suo carattere e magari è esasperato, non ne può più. Si vede che è arrivato a un limite, però ci sono ancora delle situazioni dove effettivamente lui contesterà delle richieste di lei perché gli sembra che sia un pochettino eccessivo, come se lei si fosse appropriata di un qualcosa a cui lui tiene. Quindi c'è da vedere un po'. Di fatto ci prenderanno ancora del tempo per riflettere,
e quindi non si arriva tanto a un dunque, ma in fretta, quindi qua, passeranno ancora 2, 3 mesi e poi finalmente sembra che dopo qualche, ehm, battibecco nel senso botta e risposta, finalmente finalmente arriveranno poi a una situazione, okay, quindi ci sarà un po' una svolta fra qualche mese Paola, okay, però voglio mettere il suo commento perché grazie. Okay Paola. Okay, okay, facciamo così. Io ti ho risposto, casomai, si vedrà poi io vi aspetto sempre comunque nei consulti privati, mi farà molto piacere eventualmente se vorrete approfondire, gli argomenti. Comunque passiamo alla prossima domanda, vediamo un pochino. L'altra Paola che poverina cercava di capire se era un problema un qualcosa rivolto a lei alla connessione. No Paola, la mia connessione che mi ha mollato proprio, ehm, così nel bel mezzo dell'avvio della diretta. Allora vediamo un po' Paola, 28 immagino che tu ci sia perché hai continuato a scrivere, non penso te ne sia andata adesso. Eccoti, perfetto. Vediamo un pochettino quindi di risponderti. Allora, Paola, 28 maggio dell'80, vorrei sapere se esiste l'uomo giusto per me. Brava, una domanda che guarda, credimi, fanno in tanti. Vediamo un pochettino, ne ho incontrati tanti, ma quello giusto o mi è sfuggito o non c'è. Allora, vediamo un pochettino allora cosa ti riserva la vita sentimentale nel prossimo periodo. Paola, fammi una cortesia, mi pare di capire leggendo tra le righe che sei single, quindi dammi solo quest'ultima conferma e vediamo un pochettino cosa ti riserva, vediamo se lo incontri questa persona, comunque vediamo nel prossimo periodo se vai a incontrare questa persona, ok Paola? Allora, 28 maggio dell'80. Allora. Allora, occhio perché all'orizzonte è pieno di narcisisti, fai attenzione, persone che raccontano, si mettono in mostra e poi al momento di fare i fatti scopri che sono dei qua. Perfino gente che ti nasconde di avere già una persona vicino, quindi insomma, le incontrate un po' tutte. Allora, ma sembrerebbe che una persona valida tu l'abbia incontrata nel passato, e che probabilmente non dico che te ne sei resa conto col senno del poi, perché ti è sempre rimasto un po' il dubbio che non fosse che f se fosse o meno la persona più appropriata, però vedo che c'è ancora un po' un sentimento nei confronti di qualcuno. Però al di là di questo, al momento chi ti gira intorno è meglio proprio se lo tieni a distanza. Mercante nemica fa capire che comunque chi ti gira intorno è furbo e probabilmente già anche accompagnato o comunque in una situazione dove, o ti infili in un ginepraio o comunque, non è il caso insomma, deve avere già, un'arpia vicino, quindi evita di metterti in questo genere di situazioni. E tra l'altro comunque è anche possibile che tu in questo momento stia scrivendo con tante persone, perché sembra che ci sia tutto un numero, magari di conoscenze che stai in questo momento intrattenendo. È possibile che nel mucchio qualcosina di valido possa cominciare, però è più quello che si sogna, quello che si spera che non quello che c'è e che si svilupperà. Quindi una cosa poi si chiude, ma ne conoscerai un'altra persona più avanti. Quindi e lì comincia a essere più interessante perché c'è tutta una partecipazione proprio con una comitiva di amici, proprio con un nuovo gruppo, una nuova cerchia di persone e lì secondo me, viene fuori qualcosina. Ecco dai, c'è poi un ragazzo molto beh, non posso dirti che è l'uomo giusto, perché quando compare il domestico, sicuramente è una persona che ci mette tutto l'impegno che può, è disponibile nei tuoi confronti, eccetera, ma sai l'uomo giusto nel linguaggio delle sibille è il gran signore, ma
devo dire che si interesserà parecchio a te, si innamorerà di te, quindi ti corteggerà. Stiamo a vedere, ok? Ok, Paola. Allora, bene, io che dirvi? Ah, è la figlia? Ma è si intromette, no, male, di più, di più. Quindi non lo so quanto durerà quella cosa lì. Più avanti c'è un ragazzo, un po' più adatto per l'età, però comunque, Paola, quest'è, in questo momento c'è questo. Ok, bene, io per questa sera vi ringrazio tantissimo, vi rinnovo l'appuntamento per martedì alle 19, ovviamente vi invito a contattarmi tramite WhatsApp o Telegram al numero che scorre in sovraimpressione. E che dirvi, vi aspetto se avete piacere di sentirmi in privato o altrimenti nella prossima diretta. Un abbraccio a tutti e buon proseguimento di serata. Ciao ciao!